Ha chiesto all'ufficio anagrafe di Castelfranco Veneto di essere registrato come moglie del suo compagno, pur essendo di sesso maschile. La loro unione in realtà è stata riconosciuta come un vero e proprio matrimonio in Spagna e forte di questa legittimazione, l'individuo, un brasiliano con sembianze femminili anche se fisicamente ancora uomo a tutti gli effetti, ha richiesto contestualmente alla residenza nella città del Giorgione di comparire come legittima moglie del marito, un pilota di linea. Un caso che ha spiazzato il personale dell'anagrafe. Dirigente e impiegati hanno spiegato al cittadino che il matrimonio spagnolo tra due persone dello stesso sesso equivale all'unione civile italiana e che non è possibile registrare uno dei due con un genere differente, tanto più che dal passaporto risulta formalmente un maschio. Soluzione: tornare in Brasile per chiedere il cambio di genere sul documento, che nel paese sudamericano è fattibile anche senza essersi sottoposti a un intervento chirurgico. Chiaro che se tornasse come donna non varrebbe più l'unione civile, un caso limite destinato a far discutere anche a livello legale.